Avvocatessa Vincenza Gaziano, presidente uscente dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, è stata la più eletta con 765 voti al termine della 3 giorni di elezioni tenutasi dal 19 al 21 gennaio, che ha registrato un'affluenza alla chiusura delle operazioni dell'81%. Sono stati eletti quindi i legali che fanno parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento per il quadriennio che va dal 2023 al 2026. Questi gli eletti: Vincenza Gaziano con 765 voti, la più eletta, Riccardo Gueli con 573, Salvatore Maurizio Bugea con 530, Anna Salvago con 510, Lilla Azzarello 454, Lucia Stefania Larrocca 419, Angelo Avanzato 401, Antonio Provenzani 385, Salvatore Amato 375, Giuseppe Aiello 364, Gianluca Spirio 360, Maria Alba Nicota 357, Salvatore Infantino 350, Amalia Gallo 336, quindi Diego Giarratana con 316. La settimana prossima sarà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a provvedere a eleggere i vertici dell'Ordine, tra cui il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, tesorieri e i componenti dei vari dipartimenti che strutturano appunto l'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Procede alla proclamazione degli eletti. Avvocato Vincenza Gaziano con 765 voti. Avvocato Riccardo Gueli con 573 voti. Avvocato Maurizio Salvatore Bugea con 530 voti. Avvocato Anna Salvago con 510 voti.